Oggi ci troviamo a Ragogna a visitare il Museo della Grande Guerra del 15-18 col fondatore Pascoli Marco. Siamo qua nel Museo della Grande Guerra col fondatore Pascoli Marco. Come ne è venuta l'ispirazione di entrare in questo ambiente un po', diciamo, remoto della Grande Guerra? Beh, in primo luogo, mandi a Ducchi e grazie per le interviste. Questo museo è nato sulla scorta di una passione che avevo fin da ragazzino, tra l'altro anche accompagnata dai miei genitori, sulla storia, sul ritrovamento dei cimeli, delle trincee, sulla ricognizione dei graffiti della Grande Guerra. 11 anni fa l'amministrazione comunale di allora, col sindaco Mirko da Farra, ha proposto, adendo a un progetto europeo, un progetto Interreg, di costruire qui a Ragogna, di costituire questo museo, il Museo della Grande Guerra di Ragogna, che al di là di raccogliere oltre 1 migliaio di reperti catalogati e di proporre tutta una serie di attività tematiche, dalle conferenze, le gite, le mostre temporanee e via discorrendo, soprattutto ha la mission, ha lo scopo di riportare alla storia una vicenda dimenticata del primo conflitto mondiale, o meglio, che è stata dimenticata fino alla costruzione di questo museo, la battaglia del Tagliamento, uno dei più importanti fatti d'armi della ritirata di Caporetto nell'ottobre-novembre 1917, che ha avuto proprio qua a Ragogna uno degli episodi, se vogliamo, culminanti e più drammatici. Si vede tante foto, tanti anche libri qua. Come viene un po' fatta pubblicità anche culturalmente per dare uno sviluppo al museo? Beh, il museo e quindi anche le attività legate e aggiungo anche il parco tematico esterno fra Ragogna, Pinzano, San Daniele e Forgaria, parliamo di circa 20 km fra sentieri e siti della Grande Guerra, quindi c'è il prolungamento esterno, diciamo, del museo classico in cui ci troviamo. Ha un'attività di divulgazione che, passando evidentemente dai siti internet, approfitto anzi per dare l'indirizzo che è www.grandeguerra-ragogna.it, passa per l'appunto sul fatto dell'attività, le conferenze, le gite, le iniziative, oltre a dare dei contenuti, sono anche evidentemente un mezzo di promozione, tutta la parte cartacea, dai libri ai volantini, alle locandine, l'intervento sui media tradizionali, sulle televisioni, sulla radio, e poi mi permetto di dire, cerchiamo di essere il più possibile disponibili e aperti nei confronti del pubblico, in maniera tale che il servizio che i circa 10.000 visitatori all'anno che questo museo conta sia anche un veicolo non solo chiaramente di ospitalità e di contenuto, ma di divulgazione. Teniamo presente che nel nostro museo, anche durante gli orari ordinari di visita, ogni visitatore, se ne ha piacere, viene, fra virgolette, raccolto dal nostro personale volontario che gestisce la struttura e gli viene offerto di seguire in maniera libera la visita guidata del museo. Quindi visitatore per visitatore, se ne ha voglia, può appunto usufruire delle spiegazioni con una visita di un'ora e mezza, sempre. Ecco, questa è una piccola attenzione che riserviamo ai nostri visitatori, che speriamo sia gradita. Ecco. Quest'anno c'è il centenario della Grande Guerra, ma col prossimo anno che sviluppo avrà il museo? Continuerà ad andare avanti oppure si ferma per un periodo già che è finita, diciamo, questa commemorazione? No, assolutamente, il museo continuerà ad andare avanti, del resto, ripeto, è stato fondato 11 anni fa, quindi quando di centenario della Grande Guerra nemmeno se ne parlava. Il centenario è un momento di commemorazione, di riflessione, se vogliamo anche di divulgazione del tema. Speriamo e auspichiamo e tutto sommato anche riteniamo che sia stato un mezzo anche per informare una parte dell'opinione pubblica di un patrimonio storico, di memoria e anche turistico e culturale, quindi di visita, di oggetti, di luoghi che magari prima era sicuramente meno conosciuto, però il centenario rimane un anniversario, mentre il tramandare la memoria storica, valorizzare i luoghi
è una missione che potremmo dire, fra virgolette, a tempo indeterminato. Quindi noi continueremo con la stessa intensità di attività, con gli stessi orari di apertura e quant'altro, anche oltre il centenario, assolutamente. So che ha scritto dei libri, le sue informazioni dove riesce a raccoglierle? Oltre, penso, a internet, ma c'è anche la gente del posto che racconta fatti, cose che sono successe, oppure ha problemi ad avere certe informazioni? No, allora, problemi non ce ne sono, c'è solo da lavorare e da ricercare. Si può dire che internet, da una parte, e la memoria orale dei paesi, dall'altra parte, sono le fonti più residuali di cornice quando si scrive un libro di storia militare o un libro anche di storia dei paesi nella Grande Guerra, piuttosto che una guida storica escursionistica o una curazione di diari, che sono più o meno le tipologie di pubblicazioni che ho avuto appunto il piacere di ultimare. Le fonti principali quali sono? Partendo da quella che è la biografia, o meglio la bibliografia, chiedo scusa, che è fondamentale, e per bibliografia intendo non solo gli ultimi volumi, ma anche tutte le centinaia di volumi scritti in particolare nel periodo fra le due guerre, e non solo in Italia, anche evidentemente in Germania, in Austria, nei paesi che erano avversari all'epoca del conflitto. Poi la chiave determinante per la ricerca storica, e quindi scrivere qualcosa di prima sconosciuta, di nuovo se vogliamo, dell'indagine storiografica, è la ricerca archivistica e la ricerca territoriale, quindi in particolare la ricerca negli archivi dei comuni, in alcuni archivi privati, nelle biblioteche, soprattutto negli archivi militari. Colgo anzi l'occasione di ringraziare l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma, che è il vero scrigno di tutti gli storici militari italiani, e anche il Kriegsarchiv di Vienna, che è l'analogo archivio. E poi, per l'appunto, dicevo, le perlustrazioni. Ormai non si può scrivere di storia della guerra senza conoscere bene il teatro degli avvenimenti, il teatro delle battaglie, vedere se ci sono dei ruderi, capire dove questi uomini si sono affrontati. È indispensabile anche per scriverne il come, le modalità, le motivazioni e quant'altro. Quindi il territorio è, diciamo, l'ultima fonte storiografica, l'ultima non in senso di importanza, ben inteso, ma in senso di quando è stata scoperta, perché fino a pochi decenni fa nessuno diciamo, considerava il territorio come una fonte storiografica per le pubblicazioni di questo genere, invece è indispensabile. Io avrei finito con le domande, e se adesso facciamo un momentino il viaggio della prima grande guerra dentro il museo, con Marco. Grazie mille. Se anche tu, come noi di Aquile, vuoi fare tanto per il Friuli, collabora con noi. Scrivici all'indirizzo mail aquilelibre.info@gmail.com o telefona al 334 25 12 084 da Michele Tomasella, segretario di Aquila del Friuli. In questa bacheca possiamo visionare schegge e resti di proiettili d'artiglieria, dai piccolissimi calibri, i 37 mm austro-ungarici che venivano assegnati per esempio alle fanterie mentre avanzavano, all'ordigno, ai pezzi dell'ordigno di medio calibro da 149 mm, ai pallettoni degli shrapnel, che era diciamo un mezzo per colpire la truppa, così i pallettoni andavano ovunque, scoppiavano, no? La granata che li conteneva scoppiava in genere sopra il livello del suolo, all'ordigno del lanciabombe Thévenot, che è il lanciabombe con cui nel 1917 rimane ferito Benito Mussolini, gli scoppia il lanciabombe sul Carso nel febbraio del 17, alle ogive di vari calibri d'artiglieria, ai cartocci in ottone e agli accenditori che servivano per l'appunto per innescare lo scoppio del cartoccio all'interno del cannone. Un mezzo di difesa accessoria particolare, un sostitutivo del reticolato, è l'istrice, quell'insieme di aste di ferro che opportunamente ripiegate diventava un globo appuntito, per l'appunto come l'animale, l'istrice, e che veniva messo davanti alle trincee quando non c'era il tempo per costruire i reticolati, oppure nei casi di alta montagna, quando la neve sommergeva i reticolati medesimi.
Qui appare esposto forse il pezzo più prezioso dell'intero museo, che è la raccolta originale degli ordini telefonici verbalizzati, si chiamavano fonogrammi, dal comando della Brigata Bologna durante la battaglia di Ragogna. Il 31 ottobre 1917 è la data che è recata sulla pagina aperta. Leggiamo proprio l'ordine di difesa ad oltranza delle truppe della Brigata Bologna, che devono difendere ad ogni costo la linea di Ragogna a costo di qualsiasi sacrificio e anche contrattaccando, sino all'ultimo uomo e all'ultima cartuccia. Così c'è scritto. Stiamo inquadrando un colombigramma, ovvero un messaggio che veniva trasmesso mediante piccione viaggiatore. Nello specifico, questo colombigramma è stato inviato nel 1918 da un informatore dell'esercito italiano che operava in Friuli e che attraverso il piccione inviava questi messaggi oltre il Piave. Tra l'altro, proprio nell'ambito di queste missioni di informazioni si ebbero i primi 3 paracadutisti della storia lanciatisi dietro le linee nemiche. Erano 2 friulani di Buia e un ufficiale degli Arditi di Vittorio Veneto, nel 1918 evidentemente. Qui possiamo vedere questi 2, chiamiamoli pistolotti. Cos'erano questi 2 mezzi? Sono rispettivamente italiano, quello più in basso, e austro-ungarico, quello più grande in alto. Sono 2 pistole lancia bengala di segnalazione, o meglio, lancia bengala per illuminare la terra di nessuno davanti alle trincee, o lancia razzi di segnalazione appunto per comunicare durante gli attacchi o durante le operazioni belliche con i reparti circostanti, avevano gli eserciti una specie di alfabeto per cui un determinato colore o un determinato numero di razzi lanciati significava il relativo messaggio, no? Mentre sotto abbiamo esposto una placchetta del cinturone austro-ungarico che riporta per l'appunto l'insegna asburgica. In questa bacheca abbiamo fra le 2 mantelline, ricordo le mantelline dell'uniforme italiano da fanteria a destra, da carabiniere a sinistra, era il corrispettivo della protezione per l'uniforme del periodo estivo, e ce l'avevano evidentemente tutti i militari. Fra le 2 mantelline, dicevo, possiamo osservare quello che è stato l'ultimo riconoscimento dato dallo Stato italiano ai reduci, o meglio a una parte dei reduci della Grande Guerra, il Cavalierato di Vittorio Veneto, che venne istituito nel 1968 e che venne attribuito a tutti i combattenti che avevano fatto alcuni mesi in zona di guerra, che però erano vivi al momento della concessione del Cavalierato, cioè nel 1968. Possiamo dire che fu l'omaggio di chiusura che lo Stato italiano diede ai protagonisti della Grande Guerra. Anche in questa stagione, come accade da un po' di anni, si possono scorgere appariscenti avvisi segnaletici all'ingresso delle spiagge di Lignano Sabbia d'Oro. Alcuni che mettono in guardia i bagnanti dalle pesanti sanzioni economiche in cui potrebbero incorrere acquistando della merce da venditori abusivi. Altri che cercano invano di persuadere l'accesso ai venditori non autorizzati con l'inutile arma della videosorveglianza. Con questa importante e marcata segnaletica posta all'ingresso delle spiagge, in qualsiasi civile litorale verrebbe naturale pensare alla garanzia di giornate spensierate per i bagnanti. Giornate da passare distesi sul bagnasciuga a godersi il bel sole, staccando la spina dallo stress quotidiano, lontano dal luogo di lavoro, dove le uniche attività si limitano al relax o alla costruzione di un bel castello di sabbia in riva al mare con il proprio figlio. Magari omaggiandolo poi con un bel gelato, acquistato da un simpatico gelataio, uno di quei tanti venditori autorizzati, venditori per lo più locali, venditori muniti di partita IVA che emettono regolare scontrino per ogni acquisto effettuato e che pagano fior di quattrini per ottenere di anno in anno regolari concessioni demaniali per la vendita dei propri prodotti. Ed invece l'amara consuetudine prevede che con la comprovata inefficacia della videosorveglianza e la totale assenza nelle spiagge dei vigili urbani locali sia nei giorni feriali che nei fine settimana, i temerari venditori abusivi sfoggino la loro mercanzia facendosi beffa di ogni qualsiasi avviso, così come in taluni casi i bagnanti sembrino ben propensi all'acquisto di qualche gadget o al commissionamento di energici massaggi che tutto sono fuorché rilassanti,
infischiandosene dei rischi che corrono. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che la Regione intervenga con metodi efficaci, affiancando le amministrazioni locali affinché le nostre spiagge possano esclusivamente godere di venditori locali autorizzati, come fortemente chiede Achille Delfin da tempo? Esattamente qualche anno, il periodo da qui alle prossime elezioni regionali.